avviene il 23 di settembre a Londra, c'è una mostra di 4 piani che durerà 6 mesi, poi dopo prendere il volo per New York e poi va a Shanghai. Allora diciamo che l'inizio è: io catturo la parte anatomica o l'anatomia della persona. Poi col tempo, che con certe sofferenze anche, lo posso dire, sentimentali, sì, invento di esprimermi con degli oggetti, con dei metalli anche preziosi, di completare un'opera nel quale io mi ritrovo, nei miei pensieri, nei miei sentimenti, nelle mie fobie, nelle mie gabbie, che io dico che sono i pregiudizi che abbiamo tutti, anche se non vogliamo averli. Ecco, che cosa significa, facciamo un passo indietro, che cosa significa scattare una foto, fare un ritratto? Un ritratto? Che cosa cogli? Dove ti fermi a pensare cosa? Non mi fermo, perché se mi fermassi non ci sarebbe quel rapporto spontaneo. Diciamo che fare un ritratto è un atto di seduzione, reciproca. Sai, mi dicevano sempre: ma come mai tu hai tutti questi ritratti di Giovanni Agnelli, lui che si nega sempre? Io in un ritratto ho colto l'essenza della sua provenienza. Perché molti pensano che sono nobili, loro sono sempre stati apparentati a nobili, ma effettivamente ho notato che la loro famiglia è proprio una famiglia militare. E io sono riuscito a cogliere questo famoso doppio petto storico con la mano, con un saluto militare. Non è stato facile. Ecco, per esempio, in questo ritratto di Cossiga, molto dolente. Molto dolente, molto. Posso farlo vedere? Certo. No. Cosa c'è in questa foto? Perché abbiamo visto di Cossiga, lui si è parlato tanto. Allora, quando parlavo di seduzione reciproca, noterai che c'è una tenerezza in quello sguardo, va bene? E credo che gliel'ho comunicato perché ce l'avevo anch'io. Lui era una persona tenera, quindi. Molto. Lui era un po' anche vittima di se stesso, come lo sono anch'io, adesso non voglio fare paragoni. No. Però noi abbiamo, ecco, ci siamo incontrati. Ecco, perché sei vittima di te stesso? Perché purtroppo ho tante debolezze. E quali sono? Innanzitutto, io ho sprecato la metà della mia vita a preoccuparmi di cose che non sono mai avvenute. Ah sì, cioè cosa ti farebbe? Per esempio? Sono ipocondriaco. Paura delle malattie? Sì, ma non ho tanto paura della morte. Le malattie? Ecco, sarei molto scocciato di non avere il tempo di fare il mio lavoro. Ecco.